Gran Premio Riccardo Grassi, qualche problema per Give It Gas and Go, che deve girare alla dritta, lo fa ora, un po' in ritardo, vediamo se lo starter li raccoglierà, sì. Arriva Give It Gas and Go, 1 Ursus Caf, 2 Amon USM, 3 Apple Wise AS, 4 Global Trustworthy, 5 Chief Orlando, 6 Achille BLV, in seconda fila 7 Trillo Park, 8 Bon Jovi MMG, 9 Give It Gas and Go, 10 Achela Pal Ferm. Allineamento completato, Give It Gas and Go ha dovuto rincorrere, parte come se avesse il 13. La macchina li lascia, Achille BLV cerca di scavalcare Global Trustworthy ma non ci riesce, all'interno c'è anche Apple Wise AS che imbocca la prima piegata in vantaggio, Global Trustworthy che insiste all'attacco e passa nei confronti di Apple Wise AS allo scoperto, Achille BLV subito terza allo steccato, Achela Pal Ferm che sembra voler andare a fare la seconda pariglia alle spalle di Achille BLV, poi ancora Chief Orlando. Quindi Amon USM che chiude alla corda Trillo Park precedendo Bon Jovi MMG e Give It Gas and Go. I 400 se ne vanno in 27,5 con Achille BLV che mette sotto pressione Global Trustworthy. E il primo parziale di gara è andato via davvero in maniera rovente, Global Trustworthy in vantaggio, Achille BLV al suo esterno, 42,1, si viaggia sul piede l'1,10 al chilometro, Apple Wise AS lì, seconda allo steccato, Achela Palfermi in seconda pariglia esterna in anticipo, sempre su Amon USM e Bon Jovi MMG, guadagna alla corda Chief Orlando che è terzo di dentro a precedere Trillo Park e Give It Gas and Go. 56,4 la metà gara. Non si lesina affatto l'andatura con Global Trustworthy che prosegue in vantaggio nei confronti di Achille BLV. Il parziale ora in 15 è segno che Marco Stefani aspetta la mossa di qualcuno per provare a scappare con Global Trustworthy. Achille che è sempre di fuori ora sembra iniziare a accusare un po', si muove Achela Pal Ferm allo steccato Apple Wise AS, vengono via anche Amon USM e Bon Jovi MMG, 14,3 di là, in vantaggio Global Trustworthy che proga la fuga da Achela Pal Ferm che si avvicina allo steccato, è sempre Apple Wise AS, poi in mezzo alla pista Bon Jovi MMG che però ha un contrasto con Achille BLV, la retta d'arrivo con Achela Pal Ferm che è passata nei confronti del resto della compagnia e si isola verso il traguardo. Achela Pal Ferm che nel finale domina a piacimento nei confronti di Chief Orlando, mentre al terzo posto è Apple Wise AS. 1:11,1 il ragguaglio cronometrico con 28,8 la chiusa. Achela Pal Ferm, Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo, i colori del signor Francesco Paolo Caruso. Aveva sgambato in maniera eccezionale, corre in maniera eccezionale dopo schema sicuramente favorevole. Si danno nei primi 800 metri Achille BLV e Global Trustworthy. Achela passa sul burro e vince per dispersione al secondo Chief Orlando, al terzo posto Apple Wise AS. A completare il marcatore ci sono Amon USM e Global Trustworthy.